Buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria perché ieri sera, questa notte, anzi alle 23:40, a causa delle fortissime precipitazioni, una colata di detriti ha investito la frazione di Cancia di Borca di Cadore. Sul posto la protezione civile, anche l'assessore alla protezione regionale, alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, volontari, cittadini sono tutti a lavoro per cercare di riportare il più possibile la situazione alla normalità. La Lemagna è stata chiusa, cittadini isolati e bloccati nelle case, ma noi sul posto abbiamo il nostro Cristian Arboit a Borca di Cadore. Cristian, buongiorno, qual è la situazione? Buongiorno Daniela, buongiorno anche da parte di Stefano Bozzi che sta curando la parte tecnica e che adesso dimostra quello che a tutti gli effetti è un paesaggio lunare. Siamo appena arrivati a Cancia di Borca di Cadore, abbiamo percorso l'Alemagna, la strada statale 51 di Alemagna, la strada che porta a Cortina, la strada olimpica, strada attualmente interdetta al traffico per questa colata detritica che ha interessato l'abitato di Cancia. La frana si è staccata dall'Antelao e come vedi uomini e mezzi sono realmente mobilitati per riportare la situazione alla normalità, ma ci vorranno ore, ci vorranno giorni, come peraltro era già successo nel 2009, nel luglio del 2009, quando una frana di proporzioni gigantesche, molto analoga, del tutto analoga a quella di questa notte, aveva anche causato la morte di due persone, figlio e madre, che erano rimasti intrappolati nella loro abitazione. Siamo in piena zona rossa, questa è una zona difficilissima dal punto di vista idrogeologico. L'Antelao è una delle montagne più fragili delle Dolomiti, ma fra poco ne parleremo anche con l'assessore regionale Bottaccin, che abbiamo intercettato fra qualche secondo, fra qualche attimo sarà con noi. Ruspe quindi in movimento, cerchiamo anche di intercettare qualche residente, soltanto il tempo chiaramente di prendere atto anche delle distanze della logistica. Sul posto, come vedi, c'è il personale anche dell'ANAS, perché il problema della mobilità, il problema viario in questi minuti c'è tutto. Il primo blocco è all'altezza di Pieve di Cadore e all'altezza di Tai, per intenderci, con il traffico, con le auto che vengono deviate sulla strada statale 51 bis, quella per intenderci che porta ad Auronzo di Cadore e in Comelico e poi nella parte, diciamo così, carnica. Tutti i mezzi pesanti vengono fatti defluire da lì, dalla strada statale 51 bis. Chi vuole raggiungere Cortina lo può fare attraverso il passo Tre Croci. Chiaramente non è la strada dell'Orto, è una strada complessa, è una strada complicata. Gli elicotteri dei vigili del fuoco sono in azione, pure i droni della protezione civile. Noi, Stefano, se possiamo raggiungere dei residenti della zona. Grazie Stefano. Buongiorno, salve, lei è qui di Cancia, cosa ha visto? Io sono il marigo della regola di Cancia, capofrazione di Cancia. Purtroppo, avendo quasi 70 anni, è la quinta volta che vedo il mio paese riempito di ghiaia. È 30 anni che faccio la Cassandra inascoltata, visto che qualche competenza tecnica anche ce l'ho. Si continua a tentare di rallentare o arginare l'evento a monte dell'abitato, cosa assolutamente impossibile, e i fatti ce l'hanno dimostrato per 4 volte negli ultimi 25 anni. L'unica soluzione che noi stiamo chiedendo da 30 anni è una canalizzazione del deflusso fin oltre l'abitato. Lo spieghiamo a chi ci sta seguendo in diretta da casa. È da anni che si discute di questa vasca di contenimento a monte, sostanzialmente. C'è questa vasca di contenimento che ha sempre dato problemi anche nel 2009. La vasca di contenimento che era stata progettata dopo
di eventi passati era una cosa demenziale. Un accumulo di 100.000 metri cubi sopra il paese, sopra una parte del paese mai invaso neanche stavolta dalla colata, ma con eventi di questo tipo, la cui entità è imprevedibile, fare una vasca, stoccare il materiale sopra il paese, stava, ci insegna, è una cosa demenziale. Questa Vasca cosa di contenimento quindi non serviva. No, non è stata fatta, sono state fatte 2 piccoli sbarramenti in alveo che hanno fatto il loro lavoro, perché 20.000, 30.000 metri cubi li hanno trattenuti, peccato che ne è venuti giù 60, 70 e il resto sono in paese. Ma non è la soluzione del problema, non è tentare di arrestare qualcosa di inarrestabile sopra le case, è canalizzare la colata fin sotto le case. Senta, le posso chiedere questa notte che cosa è successo, lei dove si trova? Questa notte è successo la solita cosa, un fortissimo temporale ha mobilitato gli aioni alle falde dell'Antelao. Spostiamoci un attimo. Sì. Ha scavato l'alveo di deflusso già esistente, le sponde sono crollate, si è generato e fluidificato una quantità di materiale che ancora nessuno naturalmente ha misurato, ma sicuramente dell'ordine di 50, 60, 70.000 metri cubi, che defluita lungo il canalone. Il canalone finisce con una piccola vasca di contenimento, che peraltro ha retto, ma perché è piccola, sopra le case. L'ha tracimata e ha invaso il paese, cosa che è già successa dal 94 in poi 4 volte. Senta, rispetto al 2009, che è stato appunto è stata la frana più drammatica, è costata la vita a 2 persone, questa frana secondo lei ha proporzioni analoghe, peggiori, come si classifica? L'evento del 2009 è stato tragico per un motivo ben preciso, nel senso che in mezzo alla vasca di contenimento sopra quella casa c'era l'ex casa dei dipendenti Agip, che la società immobiliare che ne era proprietaria non aveva voluto abbattere, che ha creato una situazione dentro la vasca che ha provocato il crollo del paramento della vasca. Quindi c'è stata l'esplosione di questa vasca di contenimento che ha invaso il detrito, ha invaso la casa, ha sfondato le porte e ucciso 2 persone. Quella è stata una situazione del tutto particolare. Questa è la solita colata, questo problema è stato rimosso, che ha tracimato le piccole bacini di deposito, ha invaso il paese. Bisogna canalizzare fin sotto il paese. Il suo messaggio è forte e chiaro, noi restiamo qui sul posto e magari ci aggiorniamo più tardi, perché il suo punto di vista anche da regoliere è interessante e chiaramente le regole qui hanno un peso specifico. Daniele, allora raggiungiamo, lo saluto e lo ringrazio, è appena arrivato anche lui sul posto, ha seguito i lavori per tutta la notte, ha coordinato le operazioni. L'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina, che in questi giorni tra l'altro è impegnato anche su tantissimi altri fronti. Poco distante c'è anche la frana da Croda Marcora sul gruppo del Sorapissa tra San Vito di Cadore e Cortina, quindi questo è un altro fronte, questo è il fronte dell'urgenza in questo momento. Assessore Bottacin, che cosa ci può dire? Ma posso dire che ieri sera verso le 11:30 c'è stata questa colata detritica molto, molto rilevante che ha interessato l'abitato di Cancia. Alcune case sono state interessate con anche delle evacuazioni richieste nelle ore notturne, ma insomma alle 3 erano già stati raggiunti tutti i cittadini che avevano avuto qualche problema. Adesso l'ANAS sta riaprendo la strada, tentando di riaprire la strada nel più breve tempo possibile, fermo restando che al di là dello sgombero del materiale c'è da pensare anche che nelle prossime ore sono previsti altri fenomeni temporaleschi e con tutto il materiale che si è accumulato a monte, materiale bagnato peraltro, un fenomeno temporalesco anche minore rispetto a quello che si è verificato ieri sera, ci potrebbe essere qualche ulteriore problema con altro materiale che scende a valle, per cui sull'apertura della strada non so dare ancora un'indicazione precisa, perché neanche ANAS non è in grado di darmi questa risposta. Io adesso sto cercando di andare in municipio per fare il punto con il sindaco Sala, che ho sentito telefonicamente, per cercare di capire come muoverci nelle prossime
ore non solo per quanto riguarda la strada, ma ovviamente anche per quanto riguarda i cittadini che sono stati interessati dal fenomeno. Sottolineo che ieri sera il nostro pluviometro, che è proprio sulla frana, ha indicato oltre 50 mm di pioggia nell'arco di mezz'ora, che è una quantità veramente rilevante. Senta, Assessore, c'è un tema, vorrei affrontarlo subito con lei, poi faremo tutte le verifiche del caso. Il sistema d'allarme è entrato in funzione, sì o no? Lei che cosa ci può dire? E poi vorrei, approfittando dell'esperienza dell'assessore Bottacina, poi vi dirò anche perché, capire di chi è la competenza sulla vasca di contenimento e su tutta l'area, perché forse è già il momento di fare chiarezza anche su questo. Assessore Bottacina, allora, sistema d'allarme è entrato in funzione, sì o no? Sistema d'allarme io non lo so, perché ho sentito qualche cittadino, ma non ho chiesto, non mi hanno detto se è entrato in funzione, questo io non sono in grado di dirlo. Sulla competenza invece sì, perché l'ho vissuta direttamente, perché fino al 2009 questa frana era di competenza della Regione. Poi ci fu un evento in luglio del 2009 che provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale chiese che se ne occupasse la provincia e quindi la regione affidò alla provincia la competenza su questa frana. Da allora la frana è stata gestita dalla provincia e quindi io sono qui come assessore della protezione civile per dare supporto di protezione civile al sindaco. Ovviamente sulla frana, sugli interventi che sono stati realizzati non sono in grado di dare nessun tipo di giudizio o opinione, perché non è una frana che è stata seguita negli ultimi anni dalla regione. Allora cercheremo poi di sentire anche il sindaco Sala, resteremo qui chiaramente tutto il giorno. Lei adesso, Assessore, se ho ben capito, incontrerà il sindaco, sarà immagino una cabina di regia. Sì, in municipio al COC, adesso appena si sposta il camion cercherò di raggiungerlo passando perché sotto. Attualmente siamo tutti bloccati. Grazie Assessore Bottacina. Non so se mi Bottacina senti. ci aggiorneremo più tardi. Dimmi Daniela. Allora, noi sento dobbiamo forte e chiaro. andare un attimo in pubblicità, poi torniamo immediatamente da te anche per capire, perché abbiamo sentito anche l'assessore Bottacini, ci diceva insomma il rischio di ulteriori piogge potrebbe creare anche altri problemi. Assolutamente. Quindi andiamo in pubblicità e torniamo immediatamente da te. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, in edizione straordinaria per la frana che si è abbattuta su Cancia di Borca di Cadore. Per noi, lo vedo di nuovo sul nostro schermo, Cristian Arboite. Cristian, nuovamente la linea a te. Sì Daniela, ho intercettato, lo saluto e lo ringrazio, Marco Zanetti. Marco Zanetti per 10 anni, se non sbaglio, Zanetti è stato consigliere comunale delegato proprio alla frana. Quindi Zanetti, vogliamo degli strumenti di comprensione innanzitutto. Che cos'è successo questa notte dal suo punto di vista? Ma questa notte è successo un episodio certamente imprevedibile, perché è stata una bomba d'acqua che in brevissimo tempo ha sconvolto il sistema Antelau che conosciamo nella sua fragilità. Quello che è il rammarico più grande, che io ho lottato per 10 anni per spiegare, ma non io che sono un biologo e non mi occupo di frane, ma interpellando tutti i più grandi esperti a livello europeo e mondiale, insieme al CNR di Padova avevamo partorito un progetto che prevedeva che per fermare queste situazioni bisogna che ci sia uno sfogo verso valle e che le colate detrite vengono accompagnate giù al Boite in questo caso e quindi non fanno danni nelle case e nelle popolazioni. Ricordo che l'ultimo evento ci ha causato 2 morti, oggi siamo stati molto fortunati stanotte che non è successo niente alle persone, i disastri li avete visti, e invece per salvare qualche villetta dell'Agip che all'epoca erano in vendita a 250.000 euro cada una, villette di cemento e amianto, vorrei ricordare per chi le ha comprate che se le ha dovute bonificare, e invece di spendere 1 milione di euro per un allarme, è stato speso 1 milione di euro per un allarme che non ha funzionato e non ha dato segni di vita questa notte. Lei ci conferma che non ha... Vi confermo che l'allarme è stato azionato, sembra manualmente, da qualcuno del comune, ma era già mezz'ora che si era che stava scendendo di tutto. La famosa Sabodan di quasi 5 milioni di euro alla prima prova, sono 4 ferri vecchi lassù,
e le vasche che sono state fatte qua giù, che non hanno senso perché non si può fermare questi eventi, si sono riempite e subito dopo hanno invaso tutto il paese. Adesso io dico che è una vergogna, bisogna assolutamente tornare sui passi e trovare una soluzione che non è certo quella di fermare le frane, ma queste cose ho lottato per 10 anni, adesso non so più cosa fare, i progetti c'erano e si spendeva molto meno di tutte le porcherie che hanno fatto qua su in questi anni. Senta Zanetti, ma allora a questo punto di chi è la colpa? Chi era l'ente competente che doveva svolgere il tema a casa, il compito a casa? Trovare i responsabili, come al solito non ci sarà nessuno che pagherà mai come responsabilità, perché era la provincia, poi è stata la regione per un breve periodo, poi la regione ha dato tutti i soldi alla provincia, quindi in realtà sarebbe stata la provincia ma con il comune. In realtà non si è trovato un accordo e alla fine si sono scelte strade diverse con tutti i soloni che hanno detto sì, si può fare, fermiamo, non fermiamo, ma la verità era quella iniziale. Questi fenomeni non si fermano e purtroppo la situazione è quella che vedete adesso e chissà che adesso finalmente qualcuno abbia capito che non aspettiamo il prossimo evento, i prossimi morti. Mi pare che il messaggio, prima abbiamo sentito anche un regoliere, è che qui servono delle opere di canalizzazione che accompagnino le frane a valle più che delle vasche di contenimento o comunque delle opere che imbriglino la frana. Esatto, i tecnici ci avevano spiegato con chiarezza, ma lo sapevamo anche noi nel nostro piccolo, che questi eventi franosi non possono essere fermati, non si può fermarli, sfogati a valle, non c'è niente da fare, questa è la soluzione. Zanetti, io la ringrazio, se magari possiamo tenerci in contatto, noi resteremo qui tutto il giorno e racconteremo anche l'esasperazione dei residenti di Cancia che troppo spesso in questi anni, 4-5 volte in 20 anni mi pare di capire, sono rimasti sotto una colata di detriti. Fra poco Daniela con Stefano Bozzi entreremo anche nel paese perché qui solo l'inizio di un paesaggio che ho definito poco fa lunare e confermo questo aggettivo. È il paesaggio lunare che avevo trovato esattamente ormai 16-17 anni fa nel 2009, nella notte tra il 17 e il 18 luglio, quando appunto si staccò una frana che coinvolse madre e figlio che morirono intrappolati nella loro abitazione. Daniela, ti do la linea, ti restituisco la linea, ritorniamo a collegarci su Antena 3 fra una decina di minuti con altre storie. Perfetto Cristian, allora noi torneremo da te fra pochissimo, ora io do la pubblicità, poi inizierà la nostra prima edizione, tanta cronaca, ma ovviamente torneremo anche su questa frana e cercheremo anche di capire la riunione, l'incontro tra l'assessore alla protezione civile Bottaccin ed il sindaco, incontro che si sta svolgendo in questi minuti. Dunque pubblicità e subito dopo la prima edizione.